Buon pomeriggio, ben ritrovati ad una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. I controlli all'interno dei covi di Matteo Messina Denaro sono in corso e nel primo bunker che si trova a Campobello di Mazara sono stati trovati alcuni documenti. Il boss viveva da 6 mesi all'interno di questa struttura. Della perquisizione se ne è occupato il raggruppamento operativo speciale. Sulla documentazione repertata e ora all'analisi del reparto investigazioni scientifiche ci sarebbero alcune sigle e numeri di telefono che al momento non indicherebbero le tracce di un libro mastro. Intanto continuano anche i controlli all'interno dell'abitazione in vicolo San Vito. Nel primo covo di Messina Denaro, perquisito dal Rossa a Campobello di Mazara, i carabinieri hanno anche trovato un poster con il volto del padrino, quello interpretato nell'omonimo film di Marlon Brando. L'immagine è uno stampato con il primo piano del personaggio di Don Vito Corleone. La famiglia di un boss mafioso all'ergastolo e al 41 bis gestiva sulle basi delle indicazioni del detenuto una rete di imprese che erano state confiscate. Questo quanto emerso dalle indagini che hanno portato la direzione investigativa antimafia a eseguire questa mattina nel territorio della provincia di Messina un'ordinanza di misure cautelari nei confronti di 6 componenti del nucleo familiare di un esponente del clan mafioso dei Barcellonesi. I soggetti sono indagati del reato di intestazione fittizia aggravata dal metodo mafioso. È morto in via Giosuè Carducci, era appena stato dimesso dall'ospedale, vittima un uomo malato di tumore. La vicenda ha avuto luogo ieri mattina a Palermo. Il paziente era stato dimesso dal pronto soccorso dell'ospedale Cervello, aveva effettuato una visita medica e un cambio di terapia, giunto in casa è deceduto. I familiari hanno allertato i carabinieri che adesso indagano sulla vicenda. Ed è tutto per questa edizione, il TG Flash ritorna con nuovi aggiornamenti alle 18. A più tardi.